Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay. Questo ci troviamo su Battlefield 4. Allora vediamo un po', oggi cambiamo anche un po' la musica. Ci troviamo quindi in questo splendido FPS. Era un bel po' appunto che non ci entravo e volevo proporvi appunto una bella partita Rush qui su Operation Locker, perché era davvero tanto che non ne facevo una. Vediamo un pochettino come ci possiamo destreggiare. Attenzione, vediamo un po'. Infatti, perché fare sempre alla fine un gioco come per esempio The Sims 4, visto che a molti di voi per esempio annoia, per esempio quelli non appassionati della serie, e quindi vediamo un pochettino di tentare anche di tornare per esempio su Battlefield. Attenzione, zona avversaria, niente, ci hanno fatto fuori. Vediamo di riprendere un po' la mano, però una bella assistenza uccisione. Intanto a breve vedrò di effettuare anche le prove libere su Formula 1 2013, visto che manca davvero poco cioè che mi rimetta anche su Formula 1. Attenzione, intanto obiettivo disarmato. Allora siamo in difesa ragazzi, ci siamo proprio dentro. Hanno distrutto due basi principali, ne rimane una libera, eccola qua. Intanto siamo con la classe del medico. Ho trovato questo fucile Lemtar che è abbastanza competitivo, soprattutto anche nella lunga distanza. Vediamo un po', qua è pulito, cerchiamo di difendere bene. Abbiamo anche il classico kit medico, un bel lanciagranate appunto a basso ratio, però alta esplosività. Attenzione, vediamo un po' qua come ci possiamo destreggiare. Abbiamo il nostro grande fucile. Attenzione, mamma mia, mancato. È un po' di tempo che non gioco, devo riacquistare un po' la mano. Attenzione, tanto vedono di scappare. Eccoli. Mamma mia, questa è una zona sempre bruttissima perché c'è proprio lo scontro di due. Attenzione, che hanno messo la bomba? Vediamo un po'. Sembra libero. Grandioso. Attenzione che qua sotto c'è il segnalatore di rientro avversario. È proprio al piano di sotto. Vediamo un po'. Eccolo! Mamma mia, eliminato. Ancora? Non li avevo visti. E c'è quel dannato segnalatore di rientro. Bene ragazzi, scusate un attimo per l'interruzione, era arrivata una piccola telefonata. Allora, continuiamo. Allora, vi stavo dicendo, dovevamo eliminare quella specie di segnalatore di rientro. Attenzione, qua ci massacrano altrimenti. Attenzione, arrivano bombe dall'altra parte. La linea nemica è proprio vicino a questo cancello. Intanto ci sono ideogrammi cinesi. Vediamo se ne posso decifrare qualcuno qua intanto. Vediamo un po'. Attenzione, avversario. Attenzione, ancora un altro. Vedete, questo fucile ha davvero un alto ratio e anche un'ottima stabilità per essere un fucile di questo genere. Vediamo di riprendere anche un po' di vita. Eccoli, forse riusciamo a prenderli di dietro. Eccoli qua. Attenzione, ho mirato a quello sbagliato. Vabbè, speriamo. Ecco, meno male, siamo riusciti a finire l'opera. Allora, vediamo di continuare. Vedrò di organizzare anche nei prossimi giorni qualche altra bella partitella Battlefield, perché ci abbiamo perso un pochettino la mano a fare partite tutti insieme, quindi vediamo di riprendere. Guardate a quest'altro che voleva appunto sabotare un po' tutto, l'abbiamo spedito nell'aldilà. Vediamo un pochettino. Ecco, salgono tutti da quella maledetta scala. Vediamo se possiamo. Attenzione. Niente. Quanto siamo? Ce la stiamo cavando abbastanza bene. Vediamo un pochettino. Ancora dicono non mortai nelle regole, perché i mortai in questa mappa sono davvero pericolosissimi. Nel senso, si posizionano proprio all'esterno e proprio danno un fuoco di copertura speciale che è impossibile scampare. Attenzione. Vediamo di coprire un po' i nostri uomini. Grande, ottima uccisione. Vediamo qua sotto, ancora non c'è nessuno. Un'altra cannonata ragazzi, vediamo se becchiamo qualcun altro. Niente, però l'importante è che continuiamo a resistere. Vediamo un po', eccoci. Vediamo al piano di sotto, non c'è nessuno. E mi andava di farvi vedere una bella partita a Battlefield dopo tanto tempo. Tanto qua ci massacrano. Avanti, ricarichiamo. Meno male che abbiamo il kit proprio qui. Attenzione ancora. Dobbiamo difendere. Benissimo. Dai. Attenzione che arrivano tutti. Niente, questa zona è un pochettino off limits. Cerchiamo di andare dall'altra parte. Attenzione qua, avversario a terra. Cerchiamo di mantenere anche la stessa arma, perché è importante acquisire anche una certa abilità. Attenzione, hanno buttato i fumogeni, maledetti, vogliono passare lo stesso. Giriamo dall'altra parte che forse c'è qualche speranza. Forza ragazzi. Vediamo un po' qui. Attenzione. Vediamo. Eccoli. Eccolo. Fatto a pezzi, benissimo. Ricarichiamo un po'. Continuiamo da questa parte. Vi ricordo che tra qualche giorno arriverà anche il FAQ Time di Euro Truck Simulator 2. Creerò un post su Facebook all'interno del quale potrete porre le vostre domande. Intanto avanziamo. Proviamo dall'altro lato. Forse c'è un pochettino di lag, però non fa niente. Vediamo un po' ragazzi. Attenzione, questa è una zona molto calda. Qua sicuramente ci fanno secchi. No, l'abbiamo fatto secco noi.
La cosa che mi dà fastidio di questo fucile è che non ha l'innesto sotto canna. Vediamo un po'. Ehi, bello, attenzione, attenzione. Cambiamo arma. Forse c'è qualche speranza in più con la pistola. Non si vede niente, non ho visto niente anch'io, ragazzi. Vediamo un po'. Beccato, ancora. No, no, di dietro, maledizione. Aveva il fucile sotto canna. Col sottocanna, col fucile a pompa sotto. Attenzione. Vediamo un po'. Ecco, preferisco molto Operation Locker perché non ha veicoli. Le mappe con i veicoli sono un po' a volte nauseanti, perché ti trovi davanti un carro armato, tu col fucilone, appunto, perché quanto possa essere buono. Ripensandoci, questo fucile da lontano non è un granché. Ha un fortissimo rinculo ed ecco incursione nemica da sinistra. Avanzano, ci lanciano. Ecco, vedete ragazzi, se avessi avuto un mortaio adesso li avrei fatti a pezzi proprio alla grande. Tanto la nostra precisione ci permette di atterrare. Attenzione, anche di dietro. Non è possibile. Dall'apparato degli elicotteri. Tanto c'è gente che fa 78 uccisioni proprio mostruose. Obiettivo armato. Ecco, infatti c'è stata una specie di incursione da sinistra. Vediamo se possiamo difenderlo in qualche modo. Sta granata lanciata un po' a caso. Obiettivo è armato. Vediamo se possiamo difendere. Tanto entrano i nemici. Vediamo un po' se saremo noi quelli a disarmare l'obiettivo. L'MC-Com. Forza. Benissimo, disarmata. Ci siamo presi anche abbastanza punti. Vediamo qua che succede. Wow, piano di sotto abbastanza pieno. Vediamo un po'. Eccolo qui. Quanto abbiamo di ping? 91. Non fa nulla. Attenzione. Attenzione, niente. Purtroppo questo lanciagranate, diciamo, funziona solo in delle zone determinate dove troviamo appunto dei muri per farlo esplodere, così beccarlo dritto è abbastanza complicato. Attenzione, un po' come colpire un uccello con una M9, abbastanza strano. Attenzione. Forse li abbiamo fatti secchi. Hanno la protezione, hanno l'imbottitura. Vediamo, vedete ragazzi se riuscite a decifrare quelle scritte. Intanto il nostro squadrone vince lo scontro. Vediamo un po'. Grande. Intanto ragazzi ho trovato questa ora buca per fare questo gameplay. Adesso avrò la giornata un pochettino diversa, scaglionata in maniera appunto diversa. Vediamo un po' quello che è successo. È finito il round, abbiamo ottenuto la nostra esperienza e si riparte per operazione corsa, prigione, con questa volta il ruolo di aggressori. Ho avuto questo attimo di tempo per farvi appunto questo gameplay. Arriveranno adesso dei gameplay appunto così, a volte ad orari molto strani, come per esempio la notte, perché come vi ho detto nella nuova casa avrò la possibilità di caricare i gameplay per la maggior parte del tempo di notte. Intanto continuiamo a procedere. Eccolo qua, è iniziato il nuovo round in modalità aggressore. Perfetto. Vediamo dove possiamo andare. Probabilmente da questa parte c'è l'MC-Com avversaria, però le difese si staranno già preparando. Ecco, già vedo dei laser e appunto ci hanno fatto secchi. Lo Scar H è davvero un fucile impressionante. Cioè è stato bannato addirittura in tantissimi tornei per la sua, diciamo, essenza troppo potente, perché davvero è un fucile mostruoso. Tanto io con questo fucile mi trovo abbastanza bene. Vediamo un po' chi c'è qui. Qua mi sono trovato sempre male ad attaccare io. Nell'attacco sono davvero zero. La difesa già in qualche modo, però nell'attacco, ecco qua è davvero pericoloso. Quello che sto facendo ragazzi, non fatelo, è pericolosissimo stare qua, perché proprio siamo... intanto la squadra ha armato un obiettivo beta armato. Vediamo se ci possiamo avvicinare. Shhh, eccoci, eccolo. Non gliel'abbiamo fatto disinnescare. Diamo un po' di fuoco di copertura. Giù. Mi abbasso anch'io ragazzi. Attenzione, da questa parte è vuoto, anche da quest'altra. Vediamo un po', lo facciamo detonare immediatamente. Perfetto. Intanto ne abbiamo ucciso 1, 2, attenzione, alla cieca. Però la cosa importante è che è saltato l'obiettivo. Saliamo al secondo posto. Mi sono dimenticato però il joystick ragazzi di portarmi in questa nuova casa, quindi devo ricordarmelo, altrimenti addio prove libere su Formula 1. Allora continuiamo così, ci sono degli avversari. Eccolo là, eccolo, maledizione. Anche un altro, li abbiamo feriti. Questo fucile è un fucile dalle medie e corte distanze, non è a lungo raggio. Ok, ancora un po'. Saliamo al di sopra di questo manto nevoso. Vorrei eliminare prima i soldati. Vabbè, facciamo fuori questo pezzettino di elettronica. Allora, entriamo qua dentro. No, non doveva entrare così, pericolosissimo.
Meno male che abbiamo anche il fuoco di copertura. Grandioso. Obiettivo disarmato. Vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Ah, no, perché non possiamo passare? Volevo fare il giro. Zona probabilmente off limits. Vediamo un po'. Attenzione. Oh, no, sono morto. Avete visto? C'era tutto il battaglione in pratica accumulato in quella zona. Intanto ancora ci sono 4 posti in più per i giocatori. Perfetto. Andiamo. Spero, ragazzi, che questa partita Battlefield, il ritorno un po' a Battlefield 4 sia di vostro gradimento, perché davvero giocare sempre a una stessa cosa è proprio noiosissimo. Quindi vediamo di cambiare un po' la minestra. Andiamo. Conviene attaccare dal lato di sopra, fare un giro tipo a 90 gradi dalle scale. Eccoci qua. Attenzione a questo. Bonus salvatore di squadra. Arrivano granate in continuazione. Servirà qualche fumogeno, credo, per penetrare le difese. Vediamo un po'. È complicato qua stare. Certo. Niente. Intanto il mirino laser sbloccato. Adesso difenderanno l'obiettivo A. Davvero, ragazzi, non so come. Vediamo se possiamo avanzare. È morto. Perfetto. Attenzione, ecco un altro. Benissimo. Niente, adesso iniziano i genieri con gli RPG a rompere un po' le scatole. Però ho trovato l'altro giorno questo fucile per caso. Cioè, mi aggiravo nella mappa, ho ucciso a uno e ho trovato questo splendido fucile. Possiamo tentare anche. Ci sono tipo delle mitragliatrici come questa, l'MG tipo 88, che sono fenomenali nel fuoco ravvicinato. Vediamo adesso se ci può essere. Attenzione che ci hanno anche barricato qui. Vediamo, ha anche molti colpi, quindi può servire per il supporto. Attenzione. Tentiamone un'altra. Non ho finito le granate, giusto? Attenzione, ragazzi. Niente. Dobbiamo tentare un'altra via. Sarà inespugnabile questo obiettivo A. Proviamo dall'altra parte. È un server, credo, olandese. Strano che ci sia questi attimi di lag, però ovviamente ci accontentiamo. Allora, avanziamo. Devo sbloccare l'M249. Questa mitragliatrice è buona, però l'M249 diciamo che è il top. Vediamo un po'. Eccolo. Vedete, ragazzi, è davvero ottima, però necessita di una grande precisione. Vediamo se possiamo. Eccoli, guardate come sono tutti raggruppati là sopra e che hanno una visuale migliore. Sono anche cecchini, vedete un po'. Possiamo tentare un po' di soppressione, però niente, non riesce bene. E che il fatto è che appunto niente, il punto da far esplodere è appunto là sopra, non si riesce a salire per bene, quindi credo che far saltare prima l'obiettivo B e poi quello A sia un errore, è meglio fare il contrario. Proviamo nuovamente con l'assalto. Ecco, siamo arrivati addirittura qua sopra. Vediamo, ragazzi, devo tentare. No, niente, siamo arrivati proprio in un punto pessimo per dove spawnare. Attenzione. Tanto ci rianimano, c'è Dottor House. Meno male. Devo trovare un punto dove nascondermi, perché abbiamo conquistato un'ottima posizione, ragazzi. Dobbiamo adesso non perdere la calma. Vediamo un po' se possiamo dare un po' di fuoco di supporto da qua su. Vediamo un po'. Armato benissimo i nostri uomini. Attenzione, proviamo con il lanciagranate. Eccolo qua. Hanno ucciso? Benissimo. Vediamo di procedere. Eccolo, l'ho ferito. L'ha ucciso? Non ci credo. Cioè, come ha fatto a farsi ammazzare? Cioè, l'avevo già distrutto con il lanciagranate. Attenzione, ci bombardano dall'altra parte. Vediamo un po'. Sono maledetti. Ah, c'è il cecchino. Aspetta, ora te lo dico io. Oh, mamma mia. No, niente. Non sono riuscito a ucciderlo. È saltato in aria l'obiettivo? Vediamo un po'. Mi sa di no. Vediamo adesso. Credo che l'obiettivo sia stato disinnescato, maledizione. Vediamo di continuare. Allora, andiamo. Oh, assistenza uccisione. Intanto si procede davanti al muro di piombo. Ancora un po'. Qualche granatina. Ucciso. Ecco, ragazzi, uccidiamo ma veniamo uccisi. Abbiamo anche una media abbastanza elevata di uccisioni morti. Però davvero dobbiamo riuscire a contenere un po' di più le nostre azioni, perché così. Avanti, ragazzi. Il nastro lancia patatine. Perfetto. Continuiamo ancora un bel po' di fuoco di supporto. Ottimo lavoro. Intanto accecati. Mamma, non riesco neanche a guardare lo schermo di quanto è bianco e accecante. Altra cannonata. Perfetto. Vediamo. Ragazzi, fatemi passare, però così è un pochettino ambiguo. Eccoci. Obiettivo armato. Si scende dalle scale. Maledetto. Vieni qua, bello.
vieni qua, ucciso, quanti ce ne sono? Abbassiamoci un pochettino di life, eccola qui, sono sulla montagna, mamma mia, ci saltano addirittura le scatole davanti. Fermo, grande lavoro del nostro Eddie oggi, che offre copertura ai suoi compagni di squadra. Non vedo niente. Base sotto controllo, fortifichiamo le posizioni, vediamo ragazzi se possiamo fortificare, ormai possiamo eliminare. Ci hanno colpito in testa, credo, nell'elmetto. Attenzione, vedete ragazzi, questo fucile è fenomenale, si ricarica addirittura di dietro e questi fucili mi piacciono tantissimo. Non vedete niente, devo mettergli la torcia a questo fucile. Ricarichiamo un po'. Lanciapatate, come dicevamo una volta quando giocavamo sulle 4 Dead, usa pure Mortis 9. Tanto ragazzi, si avvicinano. Niente, non va. Nuovi obiettivi ricevuti. Non so se ragazzi si farò durare questo gameplay fino alla fine della partita, perché il tempo mi sa che si sta esaurendo. Però vediamo se possiamo fare anche questo obiettivo A e questo obiettivo B. Intanto qua saltano in aria teste. Chi c'è qua dentro? Aspetta, era là, maledetto. L'ho fatto saltare in aria però. Beccati questo, ecco, MG4. Già questa mitragliatrice mi sta bene. Allora, vediamo un pochettino. Intanto si riprende la mano qua sotto. Avanziamo, tanto ci fanno a pezzi. Vediamo di riprendere un po' di vita. Ecco, nuovamente dobbiamo riacquistare le posizioni. Sono tutti raggruppati là ragazzi, Eccolo, maledetto. Avete visto dov'era? Aspettate, era qua vicino. Eccolo. Infatti avete visto. Però ci fanno secchi adesso. Uno ucciso. Ce ne sono. Ma guardate quello che c'è lì. No. Ucciso, benissimo. Vai. 22 colpi in canna. Vai ragazzi, avanzate. Non so se era saggio sparare, era forse meglio non farmi vedere. Però speriamo che i nostri uomini sono riusciti ad avanzare. Credo di no. Vediamo un po'. Ma ragazzi, su Battlefield non me la cavo male. Sempre sui 10. No, niente, che è sta storia? Torniamo indietro, sempre si deve ragionare però. Attenzione. No, non l'abbiamo ammazzato. Però meno male abbiamo avuto un po' di soppressione. Ci sono meno medici di Battlefield 3. Su Battlefield 3 c'era il defibrillatore davvero che era potentissimo. Si avevano davvero. Infatti, eccolo qua. Ma su Battlefield 3 si prendevano tipo 100 punti ad azione col defibrillatore. Adesso davvero è diventata una cosa proprio inutile. Infatti non lo usa quasi più nessuno. Appunto su Battlefield 4. Si parla su Battlefield 4 anche di una splendida patch che dovrebbe arrivare ragazzi a giorni, una patch che cambierà sicuramente l'intero Battlefield, sicuramente una patch di più di 2 giga penso, che lo renderà davvero un gioco diverso. Non so cosa cambieranno, però davvero parecchie cose dicono. Tanto siamo riusciti a partire all'impazzata. Credo che rimarremo bloccati qui per un bel po'. Tanto Alias Thirst, eccolo qui, ci fa secchi. Ragazzi, sta per uscire come al solito la nuova. Attenzione, qua vedo troppe facce nuove. Aspettate, eccola la faccia nuova, maledetto. Come vi dicevo, sta per uscire, diciamo siamo prossimi all'uscita di qualche nuovo titolo. Tra un mesetto uscirà Far Cry 4 e anche il nuovo Project Cars. Sono 2 giochi che comprerò e farò 2 belle serie. Far Cry 4 sicuramente lo spolperò, però il gioco diciamo che sto aspettando di più è The Witcher che davvero offre grandi possibilità di fare gameplay, perché è un free davvero non ricordo il nome preciso, tipo Skyrim, quei giochi dove si può girare, free roaming, diciamo un po' tipo GTA 5, fantastico, dove davvero si potrà lavorare alla grande nel gioco. Si potranno davvero fare tantissime attività diverse dalla solita campagna. Comunque, un 24 uccisioni 13 stiamo andando discretamente ragazzi, quindi ho fatto un po' questo gameplay su Battlefield 4 anche per variare un po'. Tutti potevano dire hai fatto 24 gameplay di The Sims, cambia un po', avete ragione, solo che in quel periodo volevo un po', mi fate passare da questo corridoio, volevo un po' spolpare The Sims per bene. Come vi ho detto, The Sims a lungo andare può annoiare, perché purtroppo ancora non sono uscite le espansioni necessarie per renderlo un gioco diciamo completo a 360 gradi.
gradi. Ancora abbiamo un gioco che si presenta diciamo nella sua base, ecco, per giocarci abbastanza dovrebbe essere ben organizzato anche con le successive espansioni. Intanto io sto cercando, ragazzi, una strada mentre parlo, stranissima, perché davvero è quasi impossibile passare di qui. Le granate intanto passano lo stesso. Vediamo se con attenzione possiamo avere un po' di supporto. E qua ci servirebbe un fumogeno, però io tento lo stesso e siamo così sfigati da beccarci la guarnigione in pieno. Va bene, siamo stati fatti fuori da uno con stella e falce e martello. Eccolo qua, guardate in basso a sinistra. Non ho mai capito come si creano questi loghi in basso a sinistra. Intanto credo, ragazzi, che ci resteremo qui. Tanto la squadra tenta di assaltare dalla parte destra. Eccoci qua. Vediamo un po'. Eccoci. No, ecco, non si può passare di qua. Niente. Proviamo dalla parte sinistra. C'è qualcuno? Tanto maledetto, si passa un po' in avanti. Qua se le lancia patate. Vediamo un po'. Credo che sono messi qua. No? Forse sono un po' a sinistra. Eccolo. Mamma mia. Ricarichiamo un attimo. Niente, ci vogliono fare fuori con le granate. Vediamo dove sono. Eccolo il maledetto. Niente, ragazzi, siamo chiusi sia da sinistra che da destra. Abbiamo 7 punti vita, niente, non si passa, non ci fanno passare. Dobbiamo fare il giro magari dall'altra parte, dalla parte esterna. Vediamo quello che possiamo fare, perché così davvero è impossibile. Vediamo se possiamo tentare. Ecco, guardate questo. Ecco, siamo fermi sempre qua, nel punto di prima. Ecco, questo è morto adesso. Ultimo uomo in squadra. Niente, ecco. Abbiamo raggiunto questa postazione per miracolo. Vediamo se di qua. No, maledetto. Niente, ragazzi, sto morendo adesso a raffica, proprio perché devo trovare il punto giusto per intrufolarmi. Non ho capito i miei amici come hanno fatto a girare così tanto. Tipo, forse sono partiti da qui, dalla base degli americani, e hanno fatto il giro. Forse sono usciti da fuori e sono andati proprio dall'altra parte. Sei un medico? Ok, amico mio, adesso ci muoviamo. Intanto ci facciamo adesso un bel giretto dalla parte esterna. Così. Perfetto. E vediamo un po' quello che possiamo fare. Bene, procediamo. Allora, ecco, adesso forse abbiamo qualche possibilità, ragazzi, di entrare nella nostra guarnigione nemica. Tanto ci sono forse mortai là sotto. Allora, metterei un punto di rientro qui, un segnalatore. Tanto c'era qualcuno. Ehi, ma come fanno a vedermi? Attenzione. Prendiamo un po' di vita. Eccoci qua. Forse c'è un mortaio messo là sotto, ragazzi. Vedete quel puntino? No, non è un mortaio, sta avanzando. Vediamo chi è. Dov'è? Vediamo un po'. Ma io con questo fucile. Eccolo. Da lunga distanza. Infatti entrano un colpo su 10. Vediamo di scendere invece da questa parte. l'MC-Com è qui. Attenzione, guarda quello. Guarda come corre. L'MC-Com però è qui, ragazzi, Forse se ce la giochiamo bene. Oh. Via. Distruggilo. Bene. Forse se me la gioco bene adesso riesco a fare qualcosa. Ma se me ne spunta uno all'improvviso sono fregato. Mamma mia, abbiamo preso, ragazzi, il controllo di una ottima postazione. C'è un altro? No? Vediamo di girare di qui. Eccoli. No! Tre ne abbiamo ammazzati. 3 con un colpo. Cioè io li ho indeboliti e quello li ha fatti fuori. Benissimo. Però, ragazzi, non credo che riusciremo a entrare, perché è davvero proprio una base inespugnabile, un po' come le mura di Troia ai tempi dei greci. Vediamo un po'. Qua si passa o no? Vediamo. Fammi passare. Si mette in mezzo alle scatole, mi fa inciampare, fa rompere le gambe. Ecco, avete visto quello che mi ha fatto fare? C'è uno inciampa con le col corpo a terra. Grazie, meno male. Sono diventato tipo Dottor House col bastone. Tanto corre il vecchietto col bastone. Avanti. Ecco, loro sono proprio barricati, ragazzi, dietro a questo muretto. Non si riesce proprio a passare. Vediamo un po'. Il nostro lanciapatate. Eccolo qua. Vediamo, eccoli là. Niente. Meno male, almeno ucciso. Però, ragazzi, credo che siamo proprio bloccati qui. Hanno concentrato il fuoco dell'artiglieria pesante. Noi possiamo cantare quanto vogliamo. Ecco, niente, proprio ci dobbiamo subire anche le bombe qui. Maledetto. Niente, proprio se avanzo da quella parte mi fanno fuori. Mi sciottano. Ragazzi, un attimino. Andiamo invece di qua. Ci deve essere una spia che passi nella zona nemica
e prende il controllo da dietro, perché così non ci fanno entrare proprio. Ci dovrebbe essere anche in questa, come dire, in queste mappe il divieto di utilizzare esplosivi in questi casi, perché loro sono un po' camperati dietro la linea e la trincea, però diciamo non ci fanno passare per via degli esplosivi, non per altro. Vediamo un po', procediamo. 60 metri il nostro nuovo obiettivo, andiamo, eccoli, ecco, no, dai, boom, una bella cannonata lì. Tanto qua scoppiano bombette, le Magnum di Capodanno. Attenzione, boom, attenzione, niente, ancora un po', prendiamoci della vita. Tanto qua niente, ragazzi, possiamo alzare bandiera bianca. Il muro russo è davvero impenetrabile. Allora, tipo John Rambo. Niente, ci hanno ammazzato. Comunque, nonostante tutto, all'inizio è stata una bella partita, perché siamo riusciti a passare, abbiamo avuto un paio di momenti importanti. Comunque, ragazzi, vi invito a far parte della prossima partita, che avrà luogo tra un paio di giorni. Adesso devo organizzarmi un po'. Anzi, ponete voi appunto l'orario che vi piace di più per la bella partita che potremmo fare insieme. Me lo fate sapere, ragazzi, sempre su questo video, così posso rendermi conto quale orario scegliere, in modo tale che, ragazzi, dobbiamo raggiungere ai 16 giocatori. Facevo un po' le partite d'agosto io, quando ancora non c'erano molte persone, perché tutti erano in vacanza. Adesso si è ripresa la vita normale e quindi possiamo cominciare a giocare per bene. Quindi vi aspetto, mi raccomando, fatemi sapere le ore che vi piacciono di più per fare una bella partita. Intanto qua io mi sto facendo proprio massacrare, però davvero, ragazzi, non credo che riuscirò a entrare all'interno di questa zona. Proprio sono barricati. Vediamo. Adesso sento una pazzia. Dai, tanto peggio di così non può andare. Entriamo qua. Eccoci. Ci sono sti cecchini proprio sistemati nelle loro postazioni. Tang. Ti buttano a terra proprio alla grande. Niente, ragazzi, mi sa che non possiamo entrare. Sono belli chiusi. Non c'è zona per entrare. Tento un'altra morte così a caso. Vediamo se posso entrare qua dentro. Dai, no. Niente, non ci fanno passare, perché la zona è completamente chiusa. Anche dall'esterno, se vuoi passare magari dalla neve, niente, c'è la zona rossa. E purtroppo il nostro squadrone ha perso per l'esaurimento completo dei ticket. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere l'orario della prossima partita che intendete avere. E soprattutto fatemi sapere anche le vostre opinioni su questo gameplay, che è stato un po' fatto alla fretta e furia, però ce la siamo cavata bene. Siamo arrivati sesti su 30, diciamo, quindi 29-23 alla grande. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!